bellissimo. Passavo di qua, È stupendo, veramente. Grazie. dai. E vai. Allora, cosa dire, stasera è stata meravigliosa, non pensavo neanche di avere tutta questa, cioè un po' pensavamo, però sì, quelli che abbiamo visti qua, tutta sta gente, sì o no? No? E forte Marco! Dai! Grazie a voi, grazie sempre, non smetteremo mai di ringraziare. No, comunque io colgo l'occasione ti ringrazio anche da parte di tutta la mia Pro Loco, perché abbiamo avuto l'onore questa sera di avere venuti qua e anche tutta questa gente che è venuta a vedere lo spettacolo. Lo merita innanzitutto la Pro Loco, poi la festa che è una delle feste più belle del Veneto, la fiera di San Martino a Piazzola su Brenta è conosciuta dappertutto, arriva fino a Boyon, penso. A Boyon, grande Boyon! Dove sono andato? Sì, dove sono andato? A Boyon! No, dico una festa che è conosciuta dappertutto, veramente. E ve lo meritate con tutto il cuore, perché ci lavorate, quindi è giusto che ci sia la soddisfazione, e questa è la dimostrazione. Bravi. Oh, la festa continua, poi c'è giovedì. Allora volevo Giovedì c'è il meccanico DJ, ragazzi. Sì. allora questi Guardate che è l'11. cioè abbiamo colto, ci siamo divertiti, abbiamo pulito anche la pista, Così siamo a posto. Bene, dai, allora volevo cogliere l'occasione anche per ricordare che domani sera c'è uno spettacolo di musica rock live con i Strezzi, che sono praticamente un gruppo musicale qua di Piazzola e ci faranno naturalmente anni 60-70 e ci divertiremo con loro. Poi abbiamo giovedì che è la serata latina con il meccanico DJ, il DJ del Paradiso Latino quelli di Capodanno, e faremo una serata un po' diversa, però giovani, è una cosa divertente. E poi naturalmente venerdì sera con Renato Zilio, anche lui già motivato, già pronto, caldo, e poi avremo sabato con la Rita del Mare, la sua figlia Lisa e poi tutto lo staff loro, e chiuderemo domenica con l'orchestra di e poi voglio ricordare naturalmente i fuochi del pomeriggio, che noi sapete che qua è una usanza, un costume di farli di domenica pomeriggio alle 5 per così dare anche un po' giusto anche ai bambini di poter giocare questo spettacolo senza poi comunque delle ore tarde, il freddo, quindi vi invito naturalmente a essere qua numerosi come sempre. No vabbè, però non so se Non si sa mai. Bene, allora io vi ringrazio ancora naturalmente da parte nostra, da parte della Pro Loco, e naturalmente ringrazio tutti, l'amministrazione comunale, l'assessore, il sindaco e tutto lo staff della Pro Loco che sono stati veramente numeri uno. Grazie Marco. Grazie a voi. E grazie a tutti voi. Grande l'organizzazione! Grazie. La Pro Loco! Grazie. Pensa, lui si chiama Marco come me, lui si chiama Massimo come mio fratello. Pensa, ogni volta che mi vedo imparo ad essere in famiglia. È una bella cosa, veramente. È una bella cosa. Grazie intanto, grazie a questi signori qua con la sciarpetta gialla. Questo mi sono dimenticato, volevo ringraziare naturalmente i canerini, Gilio, la Manelia, tutti quanti, Moro. Grazie veramente a voi per essere stati in posto con noi. Loro hanno fatto una festa il 23 di novembre per i bambini meno fortunati dei nostri e fortunatamente grazie a voi, ecco, è già tutto quanto esaurito perché avete sentito veramente lo stimolo. Grazie a loro, ma soprattutto grazie a voi, grazie. E la canzone che ho richiesto